Approfitteremo della presenza del Ministro per rimarcare alcuni temi che sono a noi cari come categoria, in particolare ovviamente quelli legati agli investimenti che saremo tenuti a fare da qui al prossimo futuro e quindi quello che riguarderà i fondi ovviamente europei e il PNRR, ma anche un tema cruciale, importante, strategico per valorizzare questi investimenti che sarà il tema del capitale umano. Federalberghi Veneto festeggia i suoi 50 anni con una serata di gala venerdì a Villa Foscarini Rossi di Stra, alla presenza anche del ministro Tajani, cui saranno appunto sottoposte alcune tematiche importanti. La ripresa c'è stata, ma per il 2024 bisognerà prestare attenzione ai prezzi. L'aumento di prezzi era fisiologico, perché l'aumento delle materie prime lo riscontriamo oggi nella quotidianità, solo quando andiamo a fare il carrello della spesa, piuttosto che fare benzine e distributori. Era inevitabile che anche le strutture ricettive sono state costrette a aumentare le loro tariffe. Sono anche consapevoli però che stiamo affrontando un momento difficile, che è quello dell'inflazione sostanzialmente, che attanaglia non solo gli italiani, ma attenzione anche mercati importanti per la nostra regione, tipo quello tedesco, e che quindi dovrà essere contenuta al massimo questo aumento di prezzi da qui al prossimo futuro, ma assolutamente inderogabile il mantenimento o se possibile anche elevare il livello qualitativo dei servizi che andiamo a erogare. E a proposito di 2024, Venezia si prepara alla sperimentazione del ticket d'ingresso che Federalberghi non disapprova. Non siamo contrari a questo tipo di sperimentazione, siamo consapevoli che Venezia è un patrimonio artistico mondiale che vada preservato e che se vogliamo andare in una direzione di innalzamento anche del livello qualitativo dei servizi che la città può erogare, esiste un limite oltre il quale non si può eccedere.